Non ci sono treni composti per la mia bicicletta. E sul Flixbus neanche. Mi sa che torno a casa con Cornelio. Alla prossima, grazie mille. Sono le 7:15 e siamo arrivati alla stazione di Bergamo. Cornel, se stai guardando questo video ti ringrazio veramente tanto, sei un grande. Adesso vediamo se trovo un treno che possa portare la bici. In teoria i regionali possono, però online non riuscivo ad acquistare il biglietto per la bicicletta, quindi spero tanto ci sia qualcuno alla biglietteria. Attenzione, treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Ancora 9 ore e siamo a casa. Devo fare 3 cambi, ma questo non è un problema. Ho acquistato il biglietto per la bicicletta e devo dire che è molto economico, non credevo, 3,50 € per utilizzare tutti i regionali. Top! Ed eccoci finalmente a Udine. Adesso devo fare ancora 20 km per arrivare a Nimis, che è il mio paese, ma ovviamente bisogna farlo in bicicletta. Poi sono molto curioso di vedere le facce di mia madre, di mio padre e delle mie sorelle, perché non ho avvisato nessuno del mio rientro. Quindi sarà una sorpresa, spero una bella sorpresa. Ehi, Ehi, ciao, com'è? dove sei? Sono appena tornato da Friedrichshafen, ero a fare la spesa. Com'è lì? Nuvolo. Sai che domenica c'è il compleanno di Gabri? Domenica Vedi che questa? c'è qualcuno al cancello. Momento che vedo. Oddio! Sei maschera! Quanto costano tipo? Qui un appartamento costa circa 700-800 € al mese. Adesso ve la faccio vedere. Surprise! Oh mio Dio, sorpresa! Ed ecco come sono tornato a casa. Se ho pensato di tornare in bicicletta, in realtà sì, ci ho pensato, però
il meteo prevedeva 5 giorni di pioggia e non avevo nessuna intenzione di pedalare per 5 giorni e dormire in tenda per 5 notti sotto la pioggia. Quindi ho scelto la strada facile. Tra l'altro non vi ho raccontato bene chi è Cornell e come l'ho conosciuto. È stata una coincidenza veramente assurda, perché lui è l'ex fidanzato di una collega di lavoro di Anna. Lui vive in Inghilterra, però viveva in Italia e ha parenti in Italia, quindi aveva deciso di tornare a Bergamo per qualche giorno, una settimana, passando per Agnau per salutare questa sua ex fidanzata. Si dà il caso che lei ci abbia fatto incontrare e ho scoperto che tornava in Italia, quindi gli ho domandato un passaggio, anzi in realtà non ho dovuto neanche domandarlo, me l'ha offerto lui, veramente gentilissimo, e è assurdo, tornava a casa proprio quando volevo tornarci io. Tra l'altro, dovevamo smontare la bicicletta per inserirla in macchina, ma io non avevo le brugole necessarie, non avevo gli attrezzi. Per fortuna, un'altra coincidenza assurda, lui è un meccanico e in macchina tiene una cassetta degli attrezzi. Quindi aveva lui tutto il necessario per smontare la bicicletta e inserirla nella macchina. Incredibile. E adesso sono di nuovo in Friuli e ci resterò per almeno 3 mesi, ma ho già delle idee su che cosa mostrarvi.